Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Almaviva c'è l'accordo, prorogata la cassa integrazione per tutti i dipendenti fino al 31 luglio. 130 lavoratori dovrebbero essere reimpiegati in 2 centrali operative di Palermo e Catania al servizio della sanità pubblica siciliana. Futuro incerto invece per i lavoratori ENI di Ragusa. Aumentata la vigilanza per il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano dopo la grave intimidazione. Esplosi alcuni colpi di pistola contro la vetrata della sua segreteria politica. E si spara anche a Catania, bucati da colpi d'arma da fuoco i cartelli di divieto d'accesso alle auto nella zona delle Salette a San Cristoforo, il quartiere che il Viminale ha indicato tra le 7 zone più a rischio d'Italia. Ancora vacanze a Palermo per i boss mafiosi ergastolani, considerati detenuti modello. Ora il permesso premio c'è pure per Salvatore Rotolo, killer nell'82 del coraggioso medico Paolo Giaccone. A Catania, cimitero di nuovo nell'abbandono da oltre un mese, rubinetti a secco in tutte le cappelle delle confraternite. Laura Pausini, protagonista del Tour dei Record, 2 anni di concerti in giro per il mondo che si concludono a Messina. Calcio, rivoluzione in casa Palermo, via il DS De Santis, ufficiale Carlo Osti. In Serie C, Catania e Trapani al lavoro per il primo impegno del 2025. A Messina il neoproprietario Alaimo incontra la squadra e annuncia il nuovo direttore sportivo, Domenico Roma. Bentrovati. Il 2025 si apre con una buona notizia per i lavoratori Almaviva. Per loro la proroga della cassa integrazione fino al 31 luglio di quest'anno e il reimpiego per 130 lavoratori nel numero unico delle non emergenze. Soddisfazione da parte dei sindacati. Desiree Ferlito. Dalla disperazione alla speranza, i lavoratori Almaviva e le loro famiglie possono tirare un sospiro di sollievo. La fumata bianca per i lavoratori è arrivata al termine della conference call di oggi al Ministero, durante la quale è stata di fatto ratificata la proposta lanciata nei giorni scorsi dal governatore Schifani. Cassa integrazione per tutti i dipendenti fino al 31 luglio e il supporto al progetto per il riimpiego di 130 lavoratori in 2 centrali operative e a Palermo e a Catania, al servizio della sanità pubblica siciliana. Esprimo grande soddisfazione per l'esito della riunione, scrive in una nota il presidente della regione, che ha seguito la vicenda in prima persona. Il governo nazionale ha accolto tutte le nostre richieste, sottolinea Schifani, che poi evidenzia come grazie al progetto della regione gli ammortizzatori sociali siano stati estesi a tutti. Determinante per la definizione dell'intesa di oggi l'accordo Stato-Regione di fine novembre dello scorso anno. Ci auguriamo, prosegue Schifani, che anche per gli altri dipendenti, oltre alla proroga della cassa integrazione, si possano prevedere progetti a lungo termine. L'obiettivo della regione è di attivare nel più breve tempo possibile 2 centrali operative del numero unico per le cure non urgenti 116-117, nelle quali impiegare anche personale non sanitario. La firma del verbale d'intesa sulla proroga degli ammortizzatori sociali per tutte le risorse è in programma per martedì prossimo. Eni Versalis da mercoledì scorso ha cessato le attività negli impianti di polietilene di Ragusa. Le ipotesi di ricollocamento dei lavoratori in altri siti sono vaghe. Il nuovo anno inizia carico di preoccupazione invece per loro. Veronica Barbarino. Stop al petrolchimico. Eni Versalis, come annunciato, dal 1 gennaio ha cessato le attività negli impianti di polietilene di Ragusa. Quelli di Tracking a Brindisi e Priolo verranno invece fermati nel corso del 2025. La chiusura è parte di un piano ambizioso di trasformazione orientata alla decarbonizzazione del business chimico di Eni. Una decisione che ha lasciato 120 lavoratori dello stabilimento di Ragusa senza un impiego e con un futuro incerto e oltre 300 lavoratori dell'indotto senza concrete alternative e in attesa degli ammortizzatori sociali. Le ipotesi di ricollocamento presso altri siti sono vaghe. Non sappiamo quelli che potrebbero essere i cronoprogrammi, quindi non ci sono dei tempi certi, non sappiamo qual è l'ammontare di un eventuale investimento e soprattutto non sappiamo il numero di lavoratori coinvolti in questi nuovi piani, sia per quanto riguarda il diretto che l'indotto. Ci sono delle iniziative allo studio ma poco concrete e da
a tal proposito nei giorni scorsi come organizzazioni sindacali, CGIL, UIL, FILCTEM e WILTEC, abbiamo scritto al Presidente della Regione, all'assessore alle attività produttive, proprio per fare chiarezza rispetto a quelli che sono questi punti e come Eni intende mantenere la propria presenza nel territorio ragusano. E quindi un inizio di anno amaro e non con poche preoccupazioni, non solo per i lavoratori ma anche per l'economia della provincia ragusana. Rafforzata la vigilanza per il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano dopo un atto intimidatorio alla sua segreteria politica di Licata. Davide Sardo. Il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha disposto misure straordinarie di sicurezza per il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano, già sindaco di Licata a bersaglio lo scorso 1 gennaio di un atto intimidatorio. Ignoti hanno sparato colpi di pistola contro la sua segreteria politica in corso Serrovira a Licata. Tra le misure adottate vi sono la vigilanza generica radiocollegata per il deputato ed un rafforzamento dei controlli sul territorio comunale di Licata. Saranno attivati servizi straordinari con il coinvolgimento di reparti specializzati ed il supporto dei contingenti del modello Trinacria. Questa mattina in prefettura ad Agrigento si è svolta una riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, presenti i vertici provinciali di polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno analizzato l'accaduto e valutato le attività investigative in corso. Il parlamentare siciliano ha commentato: atti del genere turbano sicuramente chiunque, un ringraziamento alla magistratura e agli inquirenti che si sono subito attivati per fare piena luce su questo episodio. E a Catania invece si spara anche per dire no alla alla piazza pedonalizzata. È successo a San Cristoforo, minacce al consigliere comunale che l'ha voluta per il Viminale. Il quartiere di Catania è tra le aree più a rischio del paese. Luca Ciliberti. Perché stanno facendo crack? Qua che fanno la sera? Perché è tutto distrutto? Ma perché qui hanno vandalizzato tutto e poi vengono drogati, dormono lì, si drogano. Polizia non se ne vede mai? Mai, c'è stato un periodo che rubavano e tutte le borse che rubavano tutti i turisti venivano qua. Uno, facciano un'altra, due, no, se ne sono tutti portati fuori. Sono qui dei tavolini da gioco. Sono tutti pannelli solari. Il quartiere San Cristoforo a Catania per il Viminale è assimilabile a Scampia, Secondigliano, Rosarno o Rozzano. Da nord a sud 7 aree ad alto rischio dove, come sottolinea il decreto Caivano bis, esistono situazioni di particolare degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. Per questo motivo arriveranno dal governo Meloni a Catania 180 milioni di euro per il risanamento. Qui oggi anche la pedonalizzazione di una piazza, diventata deposito di carcasse di auto e ricettacolo di spazzatura, diventa pericolosa. Sì, è successa una rivolta a causa della chiusura della piazza Don Innocenzo Bonomo. Qua ci sono dei segnali che possiamo vedere che non è gradita questa pedonalizzazione. Questi cosa sono? E penso che questi qui sono praticamente i colpi di arma da fuoco, sicuramente, no? Quindi un messaggio chiarissimo. Sì, ma un messaggio sicuramente chiarissimo, un messaggio che comunque non mi faccio intimorire. No. Cacavano fare una bambinopoli, che viene distrutta magari, è giusto. Se ne mettere un custode. Ma il passaggio deve essere libero, perché guardi, di ultima scansa, i pompieri qua mi girano in questi travessi, l'autoambulanza, e se c'è un inseguimento, i carusi se non hanno comodo, la polizia resta bloccata qua. Pensici in queste cose, gioia. Qui ci sono dei cancelletti e già comunque sono stati già rimossi, quei due sono rimasti, qui già sono spariti, poi praticamente abbiamo pure queste fioriere, sono stati tutti quanti vandalizzati. Rissa a colpi di macete a Pachino nel Siracusano. 2 gruppi di stranieri tunisini si sono affrontati davanti a numerosi passanti terrorizzati in piazza Vittorio Emanuele. Un uomo è rimasto gravemente ferito. Gli investigatori hanno sentito diversi testimoni e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica della rissa e individuare i responsabili. Ancora vacanze a Palermo per i boss mafiosi ergastolani, premiati dai tribunali perché ritenuti detenuti modello. Vacanze nel capoluogo anche per Salvatore Rotolo, killer del coraggioso medico Paolo Giaccone. Marco Gullà.
Natale a Palermo. No, non è il titolo di un nuovo cinepanettone, bensì in sintesi dove hanno trascorso le vacanze natalizie alcuni spietati killer mafiosi ed ergastolani. Da Raffaele Galatolo, boss dell'Acquasanta, a Salvatore Rotolo, 68 anni, killer del professore Paolo Giaccone, medico legale del Policlinico di Palermo. Rotolo, ergastolano, ha ottenuto un permesso premio dal giudice di sorveglianza di Livorno e ha trascorso una settimana a Palermo, dal 22 al 29 dicembre. L'assassinio di Giaccone avvenne l'11 agosto 1982. Rotolo fu condannato all'ergastolo al primo maxi processo per questo e altri omicidi e sta scontando la pena nel carcere di Porto Azzurro. Il giudice di sorveglianza di Livorno ricorda nel suo provvedimento che dal 2019 anche i mafiosi irriducibili possono comunque essere ammessi ai benefici penitenziari. E allora ecco le vacanze a Palermo. Sentire che il killer di mio padre ha avuto un permesso premio mi inquieta, mi amareggia, dice Milly Giaccone, la figlia del medico legale ucciso, anche se è una notizia che non mi sorprende. Le vacanze dell'altro boss premiato, Raffaele Galatolo, invece termineranno domani, ma non è la prima volta che il fedelissimo di Totò Riina torna nel capoluogo. Del resto è stato definito dal Tribunale di sorveglianza di Napoli detenuto modello. Hanno cercato di scappare dal carcere di Trapani facendo un buco in una cella nel piano terra del reparto mediterraneo. Il tentativo di fuga è stato sventato dagli agenti della polizia penitenziaria. La scoperta del buco nella parete è stata fatta durante un giro di controllo dei muri e delle inferriate. Adesso sono in corso le indagini per accertare chi abbia tentato l'evasione dal carcere. A Vittorio adesso vanno avanti le indagini sulla causa della morte di Valentino Di Bona. Gli inquirenti hanno sentito i sanitari e hanno acquisito la documentazione clinica, hanno ascoltato i familiari. Ecco le novità da Veronica Barbarino. Proseguono le indagini sulla causa della morte di Valentino Di Bona, il quarantenne vittoriese giunto la notte di Capodanno all'ospedale Guzzardi con evidenti segni di violenza è deceduto ieri pomeriggio. L'uomo avrebbe riferito ai sanitari di una malattia che gli procurava dolori lancinanti, da cui era affetto e che già altre volte lo aveva portato in ospedale. Ma prima di morire avrebbe anche detto di aver avuto una lite con un familiare. Cosa sia accaduto quella notte rimane ancora un mistero. Gli inquirenti hanno sentito i sanitari, hanno acquisito la documentazione clinica e hanno ascoltato i familiari. Alcune persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si parla quindi di una presunta lite. Parallelamente si valuta anche la possibilità che preesistenti patologie possano aver giocato un ruolo nel determinare l'arresto cardiaco. Tuttavia, ciò che ha portato Valentino in ospedale, il tipo di cure ricevute e le circostanze del suo peggioramento richiedono un'analisi approfondita che l'autopsia potrà chiarire. La Procura di Termini Imerese ha indagato per omicidio colposo la proprietaria di Villa Deodata a Cefalù, in provincia di Palermo, dove è morto per esalazioni da monossido di carbonio fuoriuscite da un camino lasciato acceso il turista tedesco in vacanza con la famiglia. Oggi è stata effettuata l'autopsia, le prime risultanze confermano la causa della morte. Le condizioni dei familiari della vittima, anche loro finiti in ospedale a Partinico, invece migliorano. Un romeno di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa per l'omicidio di Giuseppe Barone, il 79enne brutalmente assassinato la notte tra il 25 e il 26 dicembre di 3 anni fa. Tonino De Mano. Un 35enne romeno è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio di Giuseppe Barone, 79 anni, commesso ad Ispica nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 2022. L'indagine, coordinata dalla Procura di Ragusa, ha permesso di notificare un mandato d'arresto europeo nei confronti del romeno, indagato in concorso con altri 2 connazionali per omicidio, rapina aggravata e uccisione di animali. La vittima era stata dapprima immobilizzata su una sedia e colpita ripetutamente con calci e pugni e con un corpo contundente al capo, per poi essere abbandonata agonizzante in camera da letto. L'indagato è anche ritenuto responsabile dell'uccisione, con l'aggravante della crudeltà, di un pappagallo tenuto dalla vittima nella stessa abitazione, avendo decapitato l'animale con il fine di indurre Barone a rivelare il luogo dove custodiva gli oggetti di valore. Già avviate le procedure per l'estradizione in Italia.
Sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Zagone, l'anziano trovato in casa morto dopo 2 anni a Ventimiglia di Sicilia nel Palermitano. Sarebbero stati 2 dei 3 figli a tenere nascosto il corpo per continuare a percepire la pensione di 2.500 euro al mese, secondo le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria. Andiamo a Catania adesso, al cimitero dove torna l'incubo dell'oblio. Da oltre un mese rubinetti a secco in tutte le cappelle delle confraternite e la fitta vegetazione copre le lapidi, le croci e anche le tombe. Off limits i servizi igienici. Tonino De Mano. A distanza di 2 mesi dalla commemorazione dei defunti, dove avevamo documentato un'apparente normalità, probabilmente di facciata, torna nell'oblio il cimitero di Catania, che sale alla ribalta della cronaca per la mancanza d'acqua in tutte le cappelle delle confraternite e in gran parte delle fontane sparse nel Camposanto. Disagi anche per chi lavora. Gli impiegati delle confraternite sono costretti a fare la spola prelevando l'acqua dalle rarissime fontanelle rimaste in funzione. Rubinetti a secco e umore nero per chi si reca in visita al caro estinto, per tutti bidoncini, flaconi e bottiglie di fortuna con il prezioso liquido portato direttamente da casa. Ma mi scusi, l'acqua dove l'ha presa? A casa, perché è da più di 1 mese e mezzo che manca l'acqua. Io per me, che dopo che sono stata operata alla colonna vertebrale, mi devo caricare di bidoni e bidoncini per far sì di non far mancare l'acqua, né a mio figlio né a mio marito, mi sembra una cosa un po' assurda. 84 ne è una fatica portare bidoni. Che potevo fare? La polizia lo sa perché c'era qua, e poi mi hanno fatto la pipì proprio dentro la porta così. Meglio stendere un velo pietoso per i servizi igienici, alcuni chiusi, altri inguardabili. Per ovvi motivi, che certamente comprenderete, vi proponiamo le immagini, ma da lontano. I bagni sono sporchissimi, a prescindere dell'acqua o senza acqua. Io a volte per andare in bagno vado nei bagni della confraternita. Certo non si può dire che il verde non c'è, ma è incolto e la rigogliosa vegetazione copre totalmente croci, lapidi e tombe, per uno spettacolo mortificante. A Palermo, avvio del nuovo step della raccolta differenziata. Si partirà il 10 gennaio nel centro storico. Giusy Lazzara. Questione rifiuti a Palermo che pesa anche sulla raccolta differenziata. Il 10 gennaio partirà il nuovo step nel centro storico nei quartieri Tribunale, Castellammare, Palazzo Reale e Monte di Pietà. La RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, già martedì 7 dalle 8 alle 12 a Piazza Beati Pavoli avvierà la distribuzione di mastelli mobile con un'attività di informazione e comunicazione per coinvolgere la zona del mercato del Capo. I cittadini e i residenti potranno anche ritirare i mastelli nei centri di raccolta Picciotti, Basile e la piazzetta Cairoli. Intanto anche altre amministrazioni siciliane incentivano chi conferisce in modo consapevole. Nel comune di Caltagirone, nel Catanese, si potrà avere la riduzione del 30% della TARI, la tassa dei rifiuti, per chi fa il compostaggio domestico. A Bagheria, nel Palermitano, invece, chi denuncia il pizzo avrà una riduzione della tassa sui rifiuti. Questo, dice l'amministrazione, per premiare i commercianti onesti. Dopo 80 show in giro per il mondo si è concluso a Messina il Laura Pausini World Tour, diventato per l'artista italiana più premiata al mondo la tournée dei record. Desiree Ferlito. Un immenso show dove sventolano le bandiere della Trinacria per augurare a tutti un buon 2025. Si è concluso in Sicilia dopo 2 anni il Laura Pausini World Tour, che ha visto l'artista italiana più premiata al mondo esibirsi per l'ultima tappa al Pala Rescifina di Messina, un midile indimenticabile con i più grandi successi della disco music. Un tour dai record con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che la incorona l'artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale. Uno
show colossale, 94.422 chilometri percorsi, Madrid, Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Chicago, Lisbona, Zurigo, Parigi e infine nella Grande Mela, con un memorabile show in 5 lingue, fino alla Sicilia, omaggiata dall'artista anche nella scelta dei suoi spettacolari outfit, firmati dallo stilista messinese Fausto Puglisi. Sono grata per tutto ciò che questi 2 anni mi hanno regalato, ha commentato la Pausini dal palco di Messina, scrivendo un'altra pagina della storia della musica italiana, con il pubblico siciliano in delirio. E visto che ogni lassata è pesta, fate l'amore stanotte! Con la musica della Pausini ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in diretta con lo sport. Rivoluzione in casa a Palermo, via il DS De Santis, ufficiale Carlo Osti. Fiducia a tempo per Dionisi. In Serie C, Catania e Trapani si preparano per il primo impegno del 2025. Ci racconta tutto Marco Gullà. Rivoluzione d'inverno, è ufficiale, il Palermo volta pagina, fuori il direttore sportivo Morgan De Santis, dentro Carlo Osti. Il dirigente, che può sfruttare l'ottimo rapporto con Bigon, ha firmato un accordo fino a fine stagione con possibilità di riconferma per il futuro. Classe 1958, nato a Vittorio Veneto, ha lavorato tra le altre con Sampdoria, Lazio, Atalanta e Lecce. Out anche l'International Scout Giulio Migliaccio, resterà invece sulla panchina rosanero Alessio Dionisi. Il City Group aveva pensato anche ad un cambio di allenatore, ma il casting di tecnici non ha convinto il club. Per Dionisi una fiducia comunque a tempo. Se i risultati non dovessero migliorare, allora si procederebbe all'esonero. Domani intanto ripresa degli allenamenti in vista del primo impegno dal 2025, quello di giorno 12 al Bravera contro il Modena. Serie C, marcia di avvicinamento del Catania per la sfida di domenica alle 15 a Benevento, gara che sarà trasmessa in diretta su Telecolor. Probabile che Toscano si affidi in parte agli stessi uomini che hanno battuto il Sorrento. Farroni è arruolabile, andrà in porta, in avanti la garanzia è inglese. A proposito, nonostante un rinato Roberto Inglese già in doppia cifra in termini realizzativi e altri elementi di primo piano come Stoppa e Montalto, il Catania vorrebbe aumentare il proprio potenziale offensivo con quello che sarebbe un vero e proprio colpo. Cosimo Patierno dell'Avellino, se ne parlerà nei prossimi giorni. Trapani al lavoro per la trasferta di lunedì a Picerno, ma si pensa anche al mercato. Da Marco Toscano dell'Avellino a Enrico Piovanello della Juve Stabia come possibili innesti per la formazione di Ezio Capuano. Si arriva però anche alle cessioni, con Spini, Udò e Fall come spettatori interessati delle trattative. Saber Raic è il primo colpo in entrata del Trapani nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista tunisino, classe 1995, si trasferisce in Granata a titolo definitivo e vestirà la maglia numero 8, mentre Alfredo Bifulco è passato al Campobasso. Andiamo avanti invece a Messina, primo contatto questa mattina tra la nuova proprietà e la squadra che prepara la gara contro il Cerignola. Priorità al mercato, ha detto il presidente in pectore Stefano Alaimo, che ha annunciato il nuovo direttore sportivo Francesco Triolo. Le formalità devono ancora essere espletate, ma il Messina ha cambiato proprietà passando per l'80% delle quote al gruppo AAD Invest. Questa mattina il presidente in pectore Stefano Alaimo ha incontrato la squadra, ha parlato con i giocatori presentandosi e presentando la nuova proprietà. Quindi l'incontro veloce con i giornalisti, perché per la prossima settimana è programmata la conferenza stampa con il CEO della società lussemburghese, Doudou Cissé, che arriverà a Messina. Yes, sono venuto qua appunto per parlare con loro, dirgli che abbiamo un unico obiettivo. Siamo arrivati a questo punto, ora ci dobbiamo rimboccare le mani tutti, noi, la proprietà, i giocatori, voi giornalisti, tutti dobbiamo andare tutti verso lo stesso senso, nello stesso senso.
la salvezza. Alaimo ha annunciato anche il ritorno di Domenico Roma come direttore sportivo, mentre sul fronte mercato dopo Mamona stamattina è andato via Manetta con destinazione Picerno. Diversi giocatori che hanno richiesto e che hanno manifestato la volontà di lasciare il Messina, da Lia ad Ortisi, da Petrungaro a Rizzo, necessario quindi operare velocemente sul mercato. È tardi per la partita di domani, dopodomani, ma dalla prossima settimana ci dovrebbe essere qualche arrivo e stiamo forzando i tempi. In tutto questo incombe la partita contro il Cerignola ed il nuovo presidente designato fa appello ai tifosi affinché domenica tornino allo stadio. Abbiamo bisogno di loro. Tifosi presenti allo stadio vuol dire qualche punto in più, perché per i giocatori in campo vedersi sostenuti, appoggiati è importante e questa porta punti in più e motivazione in più. Bene, il TG finisce qua, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi ringrazio per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.